Fischia l'arbitro, si comincia in questo momento con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi gioca in completo arancione il NES Calcio 8, dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi gioca invece in completo bianco il CJ. Come già detto nel corso della presentazione, queste squadre vengono da un buon inizio di campionato con il CJ che ha 4 punti dopo una vittoria nella prima giornata contro il gruppo Progettimi Immobiliare per 4-2 e un pareggio settimana scorsa per 2 pari contro il Bacci Immobiliare. Il NES Calciotto invece ha vinto alla prima contro il Cottini Staibano Gom per 1-0, ha perso invece la seconda di campionato. CJ che adesso è in attacco con il pallone manovrato al numero 8 Starace che allarga sulla destra per un compagno, ancora Starace, riceve la sfera in mezzo al campo, poi scarica verso il numero 18, vale a dire Citro, allarga ancora la palla da questa parte verso il numero 6, vale a dire T6, dentro ancora per Starace, il tiro, la conclusione subito pericolosa, calcio d'angolo sulla destra. C'è stato questo tiro effettuato da Princicalli dal centro dell'area di rigore, quindi da posizione poco al di fuori della rettangolo difeso dalla portiere del NES Calcio 8 con la deviazione da parte dell'estremo difensore. Adesso ancora il CJ che recupera a centrocampo, attenzione a questo movimento ancora di Citro all'indietro che riceve palla, esterno destro in direzione di Mazzesi, palla però troppo lunga per l'attaccante centrale della squadra in bianco e di conseguenza ci sarà una rimessa laterale sulla sinistra per il NES Calcio 8 che agisce in questo momento con il tocco da parte di Lippolis, il numero 5 che scarica addirittura verso il portiere, vale a dire il numero 22 Pacioni, lungo lancio in direzione degli attaccanti con il colpo di testa del numero 15 Celiani, poi ancora però la palla viene recuperata dal CJ con T6 in mezzo per un compagno, ancora l'interdizione da parte di Lippolis che cerca di levare la sfera alla squadra ospite, recupera però ancora la squadra in tenuta bianco, T6, largo sulla fascia verso un compagno, ancora un movimento in mezzo di T6, arriva però il tiro, la conclusione sul fondo, ottima opportunità ancora per il CJ. Si ripartirà con la rimessa in campo da parte di Pacioni, estremo difensore del NES Calcio 8, che ha già subito 2 occasioni pericolose da parte del CJ, con una parata dell'estremo difensore ed un tiro in porta di poco a lato. Ora T6 col destro verso un compagno, può ancora tentare l'1-2, cerca invece di fare tutto da solo, vertice sinistro dell'area di rigore, all'indietro ancora T6, palla sul destro, poi se la porta sul sinistro, allarga per Starace che prova la conclusione addirittura a palombella, la palla però finisce alta sulla traversa e sarà ancora Pacioni a rimettere in campo la sfera. Lippolis pressato altissimo da parte del CJ, si trascina la palla sulla sinistra, poi rientra con lo stesso piede, allarga sulla fascia destra dove trova il numero 16 Cosimi che avanza, salta un avversario sulla linea di centrocampo, perde poi la palla recuperata ancora dal CJ, attenzione a questo tentativo di contropiede con Regis che si porta la palla sulla sinistra verso T6, in mezzo col destro a cercare questa conclusione volante da parte di Starace, alto sulla traversa. Anzi ci aveva provato il numero 23 Princicalli, scusate, con questa sforbiciata di sinistro, il pallone però è terminato alto sulla traversa dalla porta difesa da Pacioni che adesso rimetterà in campo dopo questo ennesimo pericolo, il terzo di fila apportato dalla squadra della CJ, la squadra che è ospite oggi qui allo Sport City dove gioca invece in casa il NES Calcio 8 nei confronti degli arancioneri. Palla ancora verso Mazzesi, quindi Starace a centrocampo, si libera di un avversario, scarica verso Regis, prova la palla di ritorno ancora per Starace, l'1-2 però viene interrotto dall'interdizione da parte dei giocatori del NES. Attenzione a questa conclusione dalla distanza, il portiere non trattiene, calcio d'angolo sulla sinistra. Ci aveva provato ancora Celiani col mancino, deviazione da parte del portiere che cercava di bloccare la palla da quella posizione. C'è stato un errore da parte dell'estremo difensore, quindi il pallone è terminato sul fondo. Attenzione a questo calcio d'angolo, palla sul primo palo, ancora fuori verso un altro cross dalla stessa distanza, sempre da parte di Lippolis che poi va a recuperare questa sfera. Attenzione, palla in mezzo con la possibilità di andare a calciare a rete. C'è però questa grandissima difesa da parte del CJ che poi in qualche modo si salva su questo rimpallo. Esce il portiere e fa sua la sfera.
Brivido qui per la squadra ospite con il Nes Calcio 8 che per la prima volta ha cercato di portare un pericolo ai due pali difesi da Leonardo Boni. C'è stato un rimpallo, o meglio dovremmo dire una serie di rimpalli proprio all'interno dell'area di rigore. Alla fine la palla è arrivata all'estremo difensore ospite, Regis si accentra verso Starace, all'indietro verso un compagno, quindi la possibilità da parte di Citro di impostare l'azione verso Princigalli, palla sul destro, poi sul sinistro, larga per Mazzesi, tiro di destro, raso terra, blocca a terra il portiere Pacioni, ancora una volta chiamato all'intervento. Lippolis, è sempre lui il regista basso, lungo lancio a cercare ancora l'inserimento da parte di Celiani, però la palla è troppo lunga per il numero 15 che viene scavalcato, quindi sul fondo e si ripartirà con un rinvio. Boni con le mani, va a pescare subito Simone Starace in mezzo al campo, che deve difendersi dal pressing degli avversari, colpo di tacco verso di 6, allargato tutto sulla sinistra, poi cambia fascia dove c'è Mazzesi, ancora pressato dagli attaccanti della Nes Calcio 8 che sono saliti di ritmo in questi minuti, che hanno visto invece nei primissimi attimi del primo tempo primeggiare il CJ. Adesso una reazione da parte dei padroni di casa che cercano di portare qualche pericolo soprattutto ai portatori di palla. Ora però c'è un errore in disimpegno difensivo e quindi rimessa concessa alla CJ sulla fascia destra. Palla verso Regis in area, deve girarsi, Regis lotta, poi alla fine in qualche modo spazza la difesa del Nes Calcio 8 con il pallone che finisce addirittura fuori dal campo. 0-0 quando siamo al settimo minuto di gioco. Sicuramente più pericoloso il CJ in questi primi minuti, ma ha reagito bene il Nes Calcio 8 e soprattutto negli ultimi attimi con due azioni consecutive molto pericolose ha cercato di portare qualche preoccupazione alla porta difesa da Boni. Regis, tre quarti campo, stoppa palla, allarga sulla sinistra verso T6, palla sul destro, conclusione raso terra, parata da parte del portiere, calcio d'angolo sulla sinistra. 1 per 1! Andre, chiamate Andre! Calcio d'angolo sulla sinistra per il CJ, con il cross di Princigalli per Mazzesi sul secondo palo, parata ancora di Pacioni, attivissimo in questi primi minuti. Adesso tentativo di contropiede con il pallone però che non è stato controllato da parte del numero 9, ovvero Matteo Alessandroni, che si è visto sfuggire la sfera dopo un suggerimento di Celiani, attivissimo sulla destra. Adesso ancora sfera in possesso di Porcacchia del CJ, quindi Citro avanza a centrocampo verso Regis che deve girarsi, lo fa in questo momento, apre a sinistra verso T6 che si accentra col destro, sbaglia però il suggerimento verso Citro, palla recuperata ancora dalla Nes Calcio 8 che prova il contropiede con Lippolis sulla destra che cerca di saltare un avversario, perde però l'1 contro 1 contro il difensore avversario, anche se alla fine l'ultimo tocco è del giocatore del CJ e quindi rimessa laterale per il Nes Calcio 8 che perde subito la sfera. Regis imposta verso Citro, gioca di sponda il numero 9 per il numero 18 che se ne va sulla sinistra, poi rallenta l'azione, cerca ancora una palla e mezzo a concludere il triangolo con lo stesso Regis che viene anticipato, poi la palla ancora per Citro, tiro dalla distanza e parata a terra del portiere. Pacioni con le mani verso Lippolis che deve difendersi dalla pressing della squadra in completo bianco, verso Alessandroni, spalla alla porta per addirittura prendere la palla a centrocampo, poi largo per l'impostazione direttamente dalla difesa. C'è un fallo commesso da Regis sul difensore portatore di palla, si trattava del numero 19 del Nes Calcio 8, vale a dire Sacchi, quindi calcio di punizione per la squadra in arancione. Quando siamo giunti al 10° minuto di questo primo tempo, quindi a 15 dalla fine, ancora 0-0, anche se il CJ si è fatto più volte pericoloso. Attenzione a questa conclusione dalla distanza, la terza in porta di questa partita da parte del Nes Calcio 8, sfera alta sulla traversa. Stavamo appunto dicendo di quanto il CJ fosse stato pericoloso nei primi minuti e di quanto però il Nes Calcio 8 fosse riuscito a reagire. Questo è l'ennesimo esempio di quanto la squadra arancione sia viva e vegeta. Un, possiamo dire, buon inizio di campionato per il Nes Calcio 8, l'anno scorso Fitness Club 50 che vinse il giro dello Sport City in A2. Attenzione a questo tiro dalla distanza, palla fuori, controllata comunque dal portiere. Dicevamo che il Nes Calcio 8 ha avuto un buon inizio di campionato, dopo una vittoria 1-0 col Cottini però ha perso per 3-1 contro il Code 272 settimana scorsa. Ora il Sigella da conto dell'area di rigore sulla sinistra con Regis
che può servire Citro, che si sovrappone sulla sinistra, spara alla porta al numero 18 proprio sulla stessa fascia, preferisce invece un passaggio centrale che viene però fermato, 1 contro 1 che poi non riesce, quindi riparte il Ness, scusate, con Lipolis tre quarti campo, si porta la sfera sul sinistro, prova la conclusione sul fondo, ancora però un'occasione in contropiede per i padroni di casa. Ora dall'altra parte verso T6 con Starace che prova subito a reimpostare la ripartenza veloce, niente da fare, la palla finisce sul fondo, ci sarà una rimessa laterale per il Nes Calciotto che adesso però perde il possesso e lo riconsegna ancora una volta nelle mani del CJ. CJ invece che dal canto suo ha battuto fuori casa il gruppo Progettimi Immobiliare per 4-2 nella prima giornata di campionato e ha pareggiato settimana scorsa per 2 pari contro il Barci Immobiliare, attenzione però ancora alla impostazione di Princigalli verso Starace, Princigalli in mezzo cerca l'assistenza da parte di un compagno, poi il pallone viene deviato da un giocatore del Nes e alla fine il portiere non riesce a salvare questa palla che termina in calcio d'angolo che verrà battuto sulla sinistra ancora da Princigalli. Attenzione alla palla sul secondo palo a cercare Mazzesi, Regis probabilmente lo ostacola, però la sfera è ancora per T6 che scarica verso Citro dalla distanza, alto sulla traversa, ma ancora occasione per il CJ. Abbiamo visto in questa occasione da calcio piazzato come la palla sul secondo palo abbia visto un po' bisticciare, un po' ostacolare Regis e Mazzesi che probabilmente voleva la battuta di testa a colpo sicuro, è stato anticipato dal suo stesso compagno di squadra, lo stesso Regis che adesso riceve, salta un avversario con un grande gioco di gambe, riceve però fallo e quindi ci sarà un calcio di punizione da buona posizione per il CJ dalla tre quarti campo. Aspettiamo il fischio dell'arbitro, c'è Starace sul pallone, la barriera della Nes Calciotto dovrebbe essere formata da 3 uomini, vedremo quale sarà la conclusione, la decisione da parte di Starace da questa distanza, ci potrebbe essere una conclusione, così come ci potrebbe essere uno schema, Porcacchia e Princigalli sulla linea di battuta, vedremo però. Dovrebbe essere Starace a battere, infatti parte il numero 8, conclusione rasoterra respinta da parte del portiere all'angolino basso. Un ennesimo intervento da parte di Paccioni, il portiere del Nes Calciotto, più volte chiamato in causa in questi minuti. Ora rischia la difesa degli ospiti, lungo rilancio a centrocampo dove si lotta, alla fine la meglio Mazzesi che scarica subito sulla destra verso Citro. Scusate, Princigalli, apertura però non fortunata perché il numero 23 perde la sfera, recuperata ancora dalla Nes con Lipolis tre quarti campo, salta un avversario, prova a saltare un secondo, poi cede invece la sfera ad un compagno, troppo lungo però il passaggio, palla che termina sul fondo, ma buona opportunità in contropiede per il Nes, sprecata però dal passaggio impreciso di Lipolis. Boni con le mani verso Starace. Porcacchia adesso perde il controllo, concedendo da posizione molto interessante una rimessa laterale alla Nes calcio 8. Attenzione alla pressing da parte dei giocatori del CJ sul portatore di palla, si trattava di Alessandroni che alla fine guadagna comunque una rimessa laterale. Alessandroni riceve ancora palla, la possibilità di allargare sulla destra, preferisce invece cedere la sfera ancora a Lipolis all'indietro. Lipolis, triangolo che si chiude ancora in direzione di un compagno che però non arriva a questa palla perché è stata intercettata dall'altra parte, contropiede con Regis davanti alla porta che viene però ostacolato dal portiere che mette il pallone fuori. Ora ancora T6 scarica verso Citro, si porta la palla sul sinistro, conclude alto sulla traversa. Una serie di occasioni una dietro l'altra per il CJ che in contropiede ha avuto l'opportunità di centrare quello che sarebbe stato il primo gol di questa partita, quindi match ancora fermo sullo 0-0 quando siamo al 15° minuto, vale a dire a 10 minuti dalla fine del primo tempo e a 35 ovviamente dalla fine della partita. Nella match precedente, sempre qui allo Sport City, c'è stato un pareggio tra Alitalia e Cottini, col Cottini Stefano Gomme che vinceva per 2-0 e in 7 si è fatto rimontare dalla squadra di casa, che quindi è riuscita nell'impresa di raggiungere il primo punto di questa stagione dopo 2 sconfitte, è arrivato un pareggio. Ora Porcacchia, salta un avversario,
Falcata supera la linea di centrocampo, scarica verso Regis che viene messo giù e prima ammonizione di questa partita per l'Ippolis della NES Calcio 8. Ci sarà un calcio di punizione dalla tre quarti campo per il CJ, prima ammonizione di questa partita ai danni di l'Ippolis, il numero 5 della NES Calcio 8 che ha commesso fallo su Regis, scusate, che aveva ricevuto un passaggio di Porcacchia che con una falcata aveva superato la linea di centrocampo e cercava di impostare l'azione. Adesso ci sarà appunto la battuta di Starace, 3 uomini in barriera, Starace, conclusione deviata proprio dalla barriera, poi il rinvio della difesa del NES che è in una zona di campo dove però ci sono solo maglie bianche. Alla fine il CJ riesce anche a salvare questo possesso dal fallo laterale che avrebbe potuto essere assegnato nel caso la palla fosse uscita. Ora ancora il CJ recupera, palla verso Regis, girato spalla alla porta, lato corto dell'area di rigore, prova a mettere la palla in mezzo dalla destra, respinta, calcio d'angolo, ancora Regis dalla bandierina, secondo palo in direzione di Porcacchia, colpo di testa ad uscire, ci sono solamente ancora maglie bianche, ora Princicali, palla sul sinistro, verso di sé, se la porta sul destro, in direzione di Regis, che davanti alla porta può concludere, cerca invece un assist e trova il vantaggio, tapin vincente davanti alla linea di Princicali e vantaggio del CJ 1-0. È arrivato il vantaggio della squadra ospite al 17° minuto di questo primo tempo, quindi a 8 primi dalla fine della prima frazione, grazie alla tapin sottoporta di Princigalli che su assist di Regis da posizione defilata ma comunque molto vicino ai pali difesi da Pacioni è riuscito a battere a rete. Vantaggio possiamo dire meritato da parte dei giocatori in bianco che hanno creato tantissime occasioni, anche se il NES ha dimostrato più volte di saper reagire e soprattutto di essere pericoloso con le veloci ripartenze in contropiede. Ora il pallone viene trascinato fuori dalla numero 15 Celiani che non è riuscito a salvare la sfera dall'uscire, quindi impostazione di gioco ancora per il CJ con Mazzesi, Porcacchia, pressing da parte dei giocatori del NES verso il portiere Boni che rilancia in direzione di T6, scavalcato dal pallone. In quella posizione del campo c'era solamente il numero 16 del NES, vale a dire Cosimi, che sarà lo stesso incaricato alla battuta di questa rimessa laterale. 18° minuto, 7 alla fine di questo primo tempo. Alessandroni, spalla alla porta, tre quarti campo, viene ostacolato e fermato regolarmente secondo l'arbitro da Porcacchia. Quindi Citro salta un avversario addirittura con la Veronica, poi scarica sulla sinistra verso Regis, palla proprio sul sinistro col numero 9 che raddoppia dopo un assist, segna anche un gol, 2-0 del CJ. Si riparte da centrocampo con NES Calcio 8 che per la seconda volta è chiamato a rimettere in gioco la sfera dal calcio d'inizio. Siamo al 19° minuto, in 3 minuti, 16° e quindi 19° il CJ si è portato sul doppio vantaggio grazie ai gol di Regis, il secondo e il primo di Princigalli, sempre su assist di Regis che fino adesso è sicuramente il miglior uomo in campo per la squadra ospite. Ora Regis ancora tre quarti campo, allarga in direzione di un compagno, si trattava di Citro che però è stato fermato, interdizione da parte della difesa avversaria che però non riesce a poter rimettere in campo il pallone, anche se adesso guadagna comunque la rimessa laterale. NES che possiamo dire meritatamente in svantaggio per quello che abbiamo visto in questo primo tempo, anche se la partita è lunga e se la squadra in arancione ha dimostrato più volte di poter creare pericoli alla porta difesa da Boni. Cosimi recupera palla, Lipolis, una serie di finte, poi cerca il lancio lungo che non viene invece effettuato. Alla fine a centrocampo recupera ancora il CJ con Starace, quindi T6 sbaglia l'appoggio.
In quella zona del campo c'era solamente il numero 19 della squadra arancione, vale a dire Sacchi, che allarga per il numero 16 che prova questa conclusione. Si trattava di Cosimi, largo sulla traversa. Si ricomincia dopo il time out che è stato chiamato dalla panchina del Nes Calcio 8 per questo primo tempo, quando mancano 5 minuti alla fine della prima frazione. Siamo 2-0, ricordiamo, per il CJ, la squadra ospite, che è passata in vantaggio con Princigali ed ha raddoppiato con Regis. Gol di Princigali, il primo sempre causato proprio da un assist del numero 9 Regis, che è sicuramente il migliore del campo tra i suoi e che ha letteralmente spaccato la partita con una serie di azioni, soprattutto in contropiede e soprattutto in velocità, anche se bisogna dire che il CJ non è stato solamente contropiede e ripartenze, perché ha per larga parte, soprattutto dei primi minuti, mantenuto un possesso palla e creato occasioni, addirittura impostando la manovra direttamente dalla difesa. Ora ancora un pallone recuperato da parte della squadra in bianco con Citro, Regis gira all'indietro dove c'è un compagno, si tratta di Princigalli, che deve evitare l'interdizione della difesa avversaria. In qualche modo però arriva con l'Ippolis a centrocampo, salta un avversario, salta un secondo, in mezzo 3, scarica sulla destra, grande gioco di gambe, attenzione a questa possibilità con la conclusione sul fondo da parte del numero 7, vale a dire Zullo. Si ripartirà con questo pallone che verrà rimesso in campo dalla portiere Boni della CJ. Lungo rinvio con addirittura una deviazione. Regis comunque riesce ad arrivare su questa sfera, poi però c'è un fallo commesso a danni dell'attaccante numero 9 della CJ, anzi è lui stesso che commette fallo, perché l'arbitro fischia calcio di punizione per il Nes con il pallone adesso che viene impostato sulla sinistra. Attenzione, c'è Alessandroni in mezzo, vediamo se viene cercato, viene preferito invece Lippolis, al limite dell'area, tiro col sinistro, alto sulla traversa. Ancora Boni, rimetterà il pallone in campo, manca un minuto alla fine di questo primo tempo, 2-0 per il CJ, anche se negli ultimi istanti di questa prima frazione si è fatto vivo il Nes. Poi palla gestita a centrocampo da parte della numero 7 Codignoli, che ha qualche difficoltà, alla fine però riesce a mantenere in campo la sfera, che poi esce, ma è comunque della CJ. Mazzesi verso Princigali che salta un avversario, si trascina il pallone fuori, anche se l'arbitro concede invece una rimessa laterale per il CJ, visto che l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Nes. Ora Regis spara alla porta, deve girarsi, sbaglia il passaggio all'indietro verso i compagni, contropiede con Alessandroni che prova la conclusione della posizione defilata. Errore per il numero 9 della squadra di casa, che ha sprecato questa buona opportunità. Codignoli salta un avversario al centrocampo, scarica per Tisei che supera la linea di metà campo, si accentra Regis, tre quarti campo, palla sul destro, allarga verso Princigali, c'è Citro in mezzo al campo che chiedeva il pallone. La sfera però era in direzione di un altro compagno proprio di Regis, è arrivato l'intercetto da parte della difesa. Codignoli, Citro viene fermato a centrocampo da Zullo, colpo di tacco per far ripartire la manovra, 3 contro 3, ripartenza veloce da parte del Nessa, palla in mezzo a cercare un compagno, conclusione sul fondo, ci aveva provato Alessandroni. Dovrebbe essere una delle ultime azioni di questo primo tempo, con il portiere Boni che rimette in campo la sfera. Tisei sulla sinistra, fuori però, dice l'arbitro, non ha mantenuto il pallone in campo il numero 6. Ora Lippolis verso un compagno che salta un avversario di fronte a Codignoli. Poi c'è una conclusione, attenzione perché c'è questa parata a terra da parte di Boni su un tiro cross che poteva essere potenzialmente pericoloso, un tiro che è stato svirgolato dalla distanza, avrebbe potuto diventare un assist per gli attaccanti ben posizionati nell'area di rigore. Regis prende la palla, tre quarti campo, si avvicina all'area di rigore col destro, prova a mettere in mezzo in direzione di Citro, triangolo che non si chiude, 1-2 fermato dalla difesa del Nes, poi in qualche modo però Codignoli ferma la ripartenza. Il tempo regolamentare è finito, vediamo se l'arbitro ha concesso qualche minuto di recupero, anche se sì, ha indicato 2 minuti di recupero l'arbitro, quindi
Manca 1 minuto e mezzo alla fine di questo primo tempo, con il Ness ancora impegnato ad accorciare le distanze. Sarebbe ideale accorciare le distanze appunto per la squadra arancione proprio prima della fine di questa prima metà, anche se ovviamente la CJ si è dimostrata la squadra solida che ha concesso molto poco in questo primo tempo. Ora palla in mezzo con l'uscita del portiere Boni che ha anticipato gli attaccanti avversari con questo contropiede sulla destra. Attenzione a Princigali che la può mettere in mezzo dove c'è Regis che viene anticipato. La difesa in qualche modo poi ha delle difficoltà. Un altro tiro da parte di Princigali, parata. L'ennesima occasione per il CJ che avrebbe potuto essere veramente quella decisiva, perché avrebbe potuto portare a un 3-0 che sarebbe stato letale a quel punto per il Ness. Ora Sacchi a centrocampo, cerca di recuperare il pallone, viene fermato fallosamente. Vediamo se l'arbitro ammonirà. No, nessun tipo di infrazione è stata segnalata, quindi nessun tipo di richiamo del direttore di gara nei confronti del giocatore del CJ interessato. Qualche secondo alla fine con il pallone che verrà rimesso in campo sulla destra con una rimessa di Mazzesi con le mani in direzione ancora di Regis, spalla alla porta, difende benissimo il pallone, sovrapposizione sulla destra di un compagno, fallo ancora subito da Regis, punizione. Citro, pallone toccato per il numero 18, quindi Codignoli prestato a centrocampo. Princigalli in qualche modo si lotta al cerchio di centrocampo, poi un fallo subito da Codignoli dal numero 23 del Ness, anzi al numero 7 Zullo, che viene ammonito in questo momento. Ammonizione dovrebbe essere, vediamo, l'arbitro aveva già stato il cartellino giallo, vediamo se sarà così. Sì, è così, ammonizione per Zullo. Questo d'ammonizione mi sta benissimo, no? Ma quello prima da dietro, no, signori? Signori? Non avete niente, Calcio di punizione che verrà battuto dal CJ, probabilmente l'ultima occasione, l'ultima azione di questo primo tempo. 2-0 per la squadra ospite sulla pallone Citro. Attendiamo il fischio del direttore di gara. Fischia adesso l'arbitro. Sarà Mazzesi a calciare, temporeggia il numero 44, prova addirittura una conclusione dalla distanza col pallone che schizza tra le braccia della portiere del Ness. Poi l'arbitro fischia qui la fine del primo tempo. 2-0 per il CJ dopo la prima frazione. Primark a Porta di Roma. Si ricomincia in questo momento per la seconda frazione di gioco con le squadre schierate a parti invertite dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Giocare la CJ che prova subito una conclusione dalla distanza sul fondo, però con Regis che non ha ovviamente inquadrato lo specchio della porta addirittura il cerchio di centrocampo. Mentre ricordiamo ovviamente che dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi gioca il Ness Calcio a 8 in completo nero-arancio, dall'altra parte invece il CJ è bianco. Alla fine del primo tempo siamo 2-0 per gli ospiti grazie ai gol di Princigalli e Regis che può essere sicuramente considerato come il miglior giocatore in campo, visto che oltre al gol ha anche offerto l'assist al suo compagno numero 23. Ora palla impostata, azione impostata da Citro, palla sulla sinistra verso un compagno, Starace, Regis gioca di sponda per Codignoli, tre quarti campo, si porta la palla sul destro, ancora Regis, di prima all'indietro verso Citro, che deve andare all'1 contro un avversario, poi prova la conclusione dalla distanza, col tiro alto sulla traversa, con le mani Paccioni verso un compagno all'indietro per Sacchi che avanza. Lippolis subito di prima all'indietro fa ripartire dalla difesa l'azione, o meglio la costruzione dell'azione da parte del Ness. Pressing da parte ancora di Princigali, in qualche modo il Ness però riesce a ripartire dalla destra con Sacchi che si accentra, c'è Lippolis ancora posizionato vicino a lui, lo serve, salta un avversario con una finta, Lippolis, palla sul sinistro, deviazione di un difensore che poi riesce a mantenere la sfera in campo, la rinvia, ma ci sono solamente maglie arancioni da quella parte. Sacchi dalla distanza, conclusione forte, alto, ma ottima opportunità per il Ness. Il portiere Boni rimette in campo la sfera con le mani, con il numero 19 però del Ness a saltare. Si trattava di
ancora Sacchi, allarga verso Cosimi, c'è Lipolis vicino a lui, ancora per Sacchi, Lipolis supera la linea di centrocampo, ancora la sfera per Sacchi sulla sinistra sul passaggio di Lipolis con Cosimi largo sulla destra. Ora costruzione dell'azione faticosa per il Nes che non trova spazi, deve ripartire ancora da Cosimi verso Sacchi, ha sulla sinistra un compagno, lo serve in questo momento, si tratta del numero 3, vale a dire Bugiani, che però viene fermato, palla che viene riconquistata dalla CJ con Mazzesi, che allarga subito verso Princigalli, salta un avversario al centrocampo, prova ad andarsene tutto solo, alla fine però si allunga il pallone sul controllo, rinvia la difesa con le mani dalla sinistra, dalla fallo laterale. Mazzesi riceve da Codignoli, Mazzesi ancora verso Citro, fraseggio lento della CJ, ancora in mezzo verso il numero 9 Regis, che però è stato fermato dall'intervento difensivo da parte della retroguardia del Nes Calciotto, che adesso avrà la possibilità di rimettere comunque in campo la sfera, anzi no, la rimessa è per il CJ. Attenzione a questo tiro dalla distanza, pallone alto sulla traversa, mentre adesso c'è un time out chiamato dalla panchina del Nes, con il risultato ancora. Si riparte dopo il time out chiamato dalla panchina del Nes in questo secondo tempo, siamo al terzo minuto, evidentemente l'allenatore della squadra di casa non ha visto grandi prospettive col gioco che stava esprimendo il Nes in questi primi minuti e quindi ha preferito fermare il gioco. Il Nes non sembra per il momento in grado di poter mettere in difficoltà il CJ, nonostante comunque un primo tempo non male. Adesso palla in mezzo a cercare ancora Alessandroni, la palla per in qualche modo respinta dal portiere e deve fare piazza pulita la difesa della CJ con Mazzesi che spazza. Grande opportunità questa per il Nes. Pacioni, il portiere verso Sacchi, quindi Bugiani verso Lipolis, la palla però è larga per Cosimi, terzino destro, sale ancora Lipolis a centrocampo, allarga sulla destra verso un compagno, attenzione al movimento in mezzo da parte di Alessandroni, passaggio però sbagliato, la recupera Princigalli, poi l'ennesimo rimpallo che favorisce il Nes. Attenzione a questa palla in mezzo, ancora a cercare il numero 15 che davanti alla porta non riesce ad agganciare. Si trattava di Celiani che ha mancato davanti alla porta l'aggancio e quindi il conseguente tiro. Con le mani il portiere, attenzione Lipolis a centrocampo, cioè, recupera un pallone, poi attenzione perché dovrebbe esserci un fallo commesso ai danni di Regis, Dolorante a terra. Lipo! Bravo Sacchi! Lipo! Lipo! Passa! Lipo! Passa! Te! Ci sarà un calcio di punizione adesso per il Nes da tre quarti campo con Cosimi e Sacchi, dovrebbero essere gli incaricati alla battuta. Tre uomini in barriera per il CJ, l'arbitro che parla in questo momento con Cosimi. Siamo all'8° minuto di questo secondo tempo, siamo ancora 2-0 per il CJ.
Vantaggio che è stato conseguito dopo un primo tempo ben giocato dalla squadra ospite. Ancora discussioni tra l'arbitro e i giocatori del NES che stanno per battere questo calcio di punizione con Sacchi e Cosimi. Il direttore di gara controlla la distanza tra la barriera e la palla e fa sistemare un po' più indietro il muro composto da 3 uomini del CJ. Fischia adesso l'arbitro. Parte Cosimi, tiro raso terra, respinto dalla difesa ospite, che poi in qualche modo cerca di fare sua la sfera con Princigalli, che fa un po' d'ordine, allarga verso Starace, lungo lancio in direzione ancora dei compagni, con un fallo però che è stato commesso dall'attaccante del CJ, il numero 27 Mancinelli, su Sacchi. Lippolis allarga verso un compagno, movimento di Celiani e di Alessandroni, ma si preferisce ricominciare ancora da Sacchi, quindi largo per Cosimi che sale. Cosimi col destro, conclusione, vicinissima all'incrocio dei pali, brividi. Dai, oh! Ce l'ho, 1 per 1 ce l'ho! Metterà in campo con le mani la sfera il portiere Boni, che riparte subito dalla propria difesa. Lungo lancio di Princigalli. Dai. Ancora verso Sacchi. Quindi Lippolis. Sacchi. Lungo lancio verso la sovrapposizione di Bugiani. Colpo di testa in mezzo a cercare Celiani, che lotta in mezzo a 2. Celiani non riesce ad arrivare sul pallone, che viene difeso bene da parte di Princigalli, che poi alla fine mette fuori la sfera. Ci sarà comunque una rimessa laterale da ottima posizione per il NES, con le mani in mezzo ancora a cercare Celiani, che però è stato anticipato e spassa la difesa del CJ. Palla verso Regis, stop di petto, deve però contrastare l'interdizione da parte di Cosimi, commette fallo sullo stesso numero 16 e quindi calcio di punizione con ancora Lippolis che salta un avversario, salta un secondo, Lippolis in mezzo per un compagno, attenzione il triangolo, si chiude ancora Lippolis davanti alla porta e miracolo da parte di Boni. Che salvataggio del portiere del CJ su questa occasione ghiottissima per la squadra di casa, probabilmente la più pericolosa di tutta la partita, con un triangolo che ha portato davanti alla porta Lippolis, che però si è visto un muro umano. Si trattava appunto di Leonardo Boni, l'estremo difensore della CJ. Adesso proteste della panchina del NES per questo contatto che l'allenatore e i giocatori credevano essere falloso. Non è stato di questo avviso l'arbitro. Adesso time out e quindi interruzione quando siamo al 12° minuto. Si riparte in questo secondo tempo quando siamo al 12° minuto e quindi mancano 13 primi alla fine della partita, con il risultato che è fermo ancora al parziale con cui avevamo chiuso il primo tempo, 2-0 per il CJ, i gol di Princigalli e di Regis tra il 16° e il 19°, con il NES Calciotto che soprattutto nel corso degli ultimi minuti si è fatto molto pericoloso dalle parti di Boni. Boni, portiere del CJ, che in qualche occasione, soprattutto nell'ultima, è stato veramente miracoloso per negare il gol che avrebbe a questo punto accorciato le distanze tra il CJ e lo stesso NES, che adesso riparte dalla difesa. Lippolis avanza, allarga sulla destra con Cosimi che si sovrappone. Pressing da parte di Mancinelli, la palla arriva comunque ad Alessandroni sulla sinistra, che prova a gestire tra 2, deve girarsi vicino alla linea del fallo laterale, viene poi messo giù, fallo, e quindi calcio di punizione per il NES quando siamo al 14° minuto. Ci sarà un calcio di punizione sulla destra che verrà effettuato dal NES con 2 uomini del CJ in barriera. Tutte le maglie arancioni tranne quella di Cosimi in area.
Palla però proprio per il numero 16 che può provare la conclusione sotto il 7. Eurogol di Cosimi e accorcia le distanze il NES 2-1. Partita che torna ad essere agguerrita a questo punto perché quando siamo alla 15esima, quindi a 10 minuti alla fine della match, siamo 2-1 con il NES che ha accorciato le distanze sul CJ. Codignoli se ne va sulla destra, si trascina la palla vicino alla linea del fallo laterale, la mette in mezzo dove però trova solamente maglie arancioni. Prova a reimpostare la manovra ancora il CJ che alla fine comunque guadagna una rimessa laterale in buona posizione dopo un'interdizione da parte della difesa avversaria. Codignoli verso Regis, spalla alla porta, deve girarsi, l'esimo gioco da parte dell'attaccante centrale delle CJ che però stavolta commette fallo sul marcatore. Lipolis batte subito verso Sacchi che allarga su Cosimi, autore del gol, che fa sperare ancora i giocatori in maglia arancione. Ancora Lipolis verso Ceriani che liscia però questa sfera rimessa in campo da Mazzesi, rinvio dalle parti però ancora di Cosimi che allarga, attenzione a questa conclusione dalla distanza che però è totalmente sbagliata, nessuna deviazione, quindi ci sarà un fallo laterale sulla destra per il CJ. Con le mani Codignoli, palla però recuperata da Lipolis col sinistro verso Bugiani, quindi Sacchi, Cosimi, passaggio centrale verso Cigliani sbagliato perché viene anticipata la difesa dalla difesa del CJ con Mazzesi che prova a reimpostare l'ennesimo però errore in controllo da parte di Mancinelli con questo contropiede che sfuma, ma ancora Mazzesi recupera, se ne va sulla sinistra, salta un avversario, poi cerca di vincere anche un secondo rimpallo. Non è però il caso perché recupera veramente l'infinito Lipolis, straordinario protagonista di questa battita a centrocampo, uno dei migliori dei suoi. Ora Cosimi, pallone intercettato da Citro che avanza a centrocampo, percussione in velocità da parte del numero 18 che può pescare sulla destra, ancora Regis, non si comprendono però i due, la sfera è troppo lunga per il numero 9 e rimette in campo la sfera ancora Pacioni. 17esimo, 2-1 per il CJ con il NES che però è in trend positivo e sicuramente crescente in questi ultimi minuti e sta cercando in tutti i modi di arrivare al pareggio. Cosimi sulla destra, in mezzo verso Alessandroni che però viene anticipato. Princigalli non affretta la squadra in bianco, ancora Princigalli riceve da Citro, in mezzo a due, percussione però che viene fermata, però c'è un'imprecisione nel disimpegno difensivo da parte della retroguardia della NES con la sfera che stava per essere riconsegnata ancora a Regis. Alla fine fallo laterale sulla sinistra sempre per gli ospiti. Regis spalla alla porta, ennesimo movimento, vertice sinistro dell'area di rigore, allarga sulla sinistra per questa conclusione respinta da parte del portiere. Fallo laterale sulla destra, in mezzo con le mani a cercare ancora Regis che però è stato anticipato. Ancora fallo laterale con le mani Codignoli verso Regis in mezzo all'area, deve girarsi, può servire Citro, preferisce fare tutto da solo, c'è ancora Codignoli largo sulla destra, lo serve, tiro di Codignoli davanti alla linea di porta, salva un difensore e alla fine spazza il Nessa che non riesce a mantenere la sfera in campo, concedendo comunque una rimessa laterale anche se da dietro centrocampo e quindi nella propria metà campo alla CJ. Citro a centrocampo verso ancora un difensore, ancora Citro, deve contrastare l'intervento di Alessandroni, largo per Princigalli, in mezzo a uno, poi in mezzo a due, quindi Regis riceve che prova addirittura la conclusione improvvisa, parata del portiere, calcio d'angolo. Ci sarà un calcio d'angolo dalla sinistra per il CJ che prova a reagire dopo una decina di minuti di sordina, dove il Ness è riuscito ad accorciare le distanze, dove ha assediato l'area e la porta difesa da Boni. Ora Citro all'indietro verso Starace che gioca molto basso, oggi giro di Starace sul fondo, che occasione ancora per il CJ. Sfera rimessa in campo da Pacioni con le mani verso Cosimi, quindi Lippolis avanza lentamente, non c'è pressing dagli attaccanti del CJ che tendono dietro la linea di palla. Ora lungo lancio in direzione ancora
dell'attaccante numero 15 Celiani. 19esimo minuto, 6 alla fine, 2-1 per il CJ, partita vivissima qui allo Sport City. Oggi doppia di grande livello, prima l'Italia Cottini, 2 pari e tanti brividi, adesso Ness CJ, attenzione a questa palla in mezzo con la conclusione che finisce sul fondo, un'altra opportunità per il CJ, ora calcio d'angolo sulla destra. Calcio d'angolo sulla destra. Per la squadra in maglia bianca. Cross sul secondo palo, Mazzesi anticipato. Poi Citro però recupera la sfera ancora per Mazzesi, lato contro l'area di rigore. Conclusione col destro. Pericolosa ma alta sulla traversa. Attenzione a questo pallone rimesso in campo dal portiere Pacioni per Lippolis che deve lottare in mezzo a 3 avversari. Lungo lancio in direzione del numero 15 Celiani che però viene scavalcato dalla sfera troppo lunga per lui. Meno di 5 minuti alla fine in questa partita. Con il Nes calcio 8 che sta cercando di recuperare lo svantaggio. 2-1 per il CJ che prova a chiudere la partita. Partita che fino adesso è apertissima. Ora rimessa laterale sulla sinistra, sempre per la squadra in bianco. Con Starace di prima, trova però Lippolis, colpo di testa in direzione solamente di maglie bianche che gestiscono il possesso. Princigalli fermato dalla numero 19 Sacchi, che poi in qualche modo dalla pallone ad Alessandroni che viene fermato forse falosamente, l'arbitro però fischia solo in questo momento e concede un calcio di punizione per il Nes. Oh, ma se chiama la distanza la deve dare però, oh! Se chiama la distanza la deve dare subito, Meno di 4 minuti alla fine di questa partita, ancora 2-1 per il CJ, calcio di punizione per il Nes con Cosimi che probabilmente batterà. Parte il numero 16, preferisce un passaggio sulla sinistra. Tiro deviato, ma evita il calcio d'angolo il portiere Boni in uscita. Giramose! Boni che rimette in campo la sfera. Larga verso Princigalli, quindi Starace deve difendersi dal pressing degli attaccanti con Alessandroni vicinissimo al portatore di palla. Poi Codignoli riceve da Mazzesi, largo, avanza, supera centrocampo, percussione centrale, velocissimo Codignoli, in mezzo ancora per un compagno, si tratta di Citro che la ridà ancora a Codignoli, poi Tisei, arriva lui sulla sfera, tiro, grande parata del portiere, ma davanti alla porta arriva il tapin vincente dopo la ribattuta di Citro, 3-1 e forse partita chiusa con la CJ avanti di 2 gol a 4 dalla fine. Tre minuti alla fine, 3-1 per il CJ con il gol di Citro. Ora errore alla battuta della Nes, un errore che costa caro perché c'è un possesso supplementare ancora per il CJ a centrocampo. Poi Lippolis guadagna un fallo, batte subito il calcio di punizione in direzione di Celiani, totalmente sbagliato il passaggio. Rimette il campo il pallone del portiere Boni per Codignoli che avanza, ancora percussione da parte del numero 7 che prima è stato pericolosissimo. Codignoli se ne va tutto solo, prova addirittura a sfidare il portiere che esce, però Pacioni rimette in campo la sfera con questo lancio per Celiani che gioca di sponda, quindi Alessandroni ha provato una conclusione improbabile, ciabattata, finisce sul fondo. Meno di 2 minuti alla fine di questa partita, 3-1 per il CJ che vede la seconda vittoria su 3 partite, anche se non è finita nel calcio 8 che a questo punto con questo risultato rimarrebbe a 3 punti in classifica con una vittoria e 2 sconfitte nelle prime 3, anche se ovviamente manca ancora un minuto più recupero alla fine di questa partita.
Tanto una serie di proteste nei confronti dell'arbitro. Ma che dai, è lui che sta cercando. Oh, io non so che ragazzi, Tanto c'è una ammonizione per Mazzesi del CJ. Polemiche in campo quando manca un solo minuto alla fine di questa partita per quanto riguarda il tempo regolamentare e più ovviamente il recupero, che sarà a discrezione dell'arbitro. Proteste per un atteggiamento da parte di Regis, che ha protestato più volte in campo e che è stato adesso sostituito dalla propria panchina. C'è stata intanto un'ammonizione nel corso di questa contesa, ammonizione per Filippo Mazzesi, numero 44 della CJ, che quindi la seconda ammonizione per la squadra in bianco e in generale la quarta, scusate, della partita. Mancano quindi 4 minuti alla fine di questa partita, perché l'arbitro ha indicato 4 minuti di recupero. Abbiamo perso un minuto qua. Abbiamo perso un minuto. Ma tu ci prendi per il culo. E questi sono attenzione. Mi prendi per il culo. 4 minuti alla fine di questa partita, 4 minuti di recupero quindi decisi dall'arbitro. Lo giochiamo così. Citro, scambio verso un compagno, attenzione perché Princigalli poteva essere servito da Starace, che però ha preferito un 1 contro 1 sfortunato. Citro recupera ancora una palla a centrocampo, defilato sulla destra vicino alla linea del fallo laterale, si trascina la sfera fuori. Un'altra ammonizione adesso, ammonizione per Starace del CJ. Ancora Lippolis, allarga sulla destra. Sacchi verso un compagno, Codignoli per recuperare la palla, lungo lancio in direzione di T6 che però non riesce a controllare. 2 minuti alla fine, a questo punto 2 dei 4 di recupero dati dall'arbitro. Ora ancora una rimessa laterale per il CJ, che sta cercando tutto tranne che di velocizzare il ritmo di questa partita. A questo punto basta difendere il risultato acquisito per la squadra ospite, che è vicinissima a conquistare il secondo successo su 3 partite, confermandosi quindi grande rivelazione di questo campionato, anche se all'inizio di questa stagione di Serie A si dava il CJ come squadra già competitiva per questi livelli, e la competitività appunto della formazione è stata dimostrata. Ora Starace verso Princigalli, limite dell'area di rigore, vertice destro, si porta la palla sul sinistro, conclude del 4-1. Che gol di Princigalli! Mancherà pochissimo alla fine di questa partita, probabilmente un minuto, anche se abbiamo eventualmente perso il conto di quello che sta succedendo, soprattutto per quanto riguarda il tempo, visto le tantissime interruzioni. Ora addirittura un pallonetto col portiere fuori dai pali, con il CJ che rischia di andare sul 5-1. Partita che è finita con nervi tesissimi
stasera qui allo Sport City. Ora fischia l'arbitro, finisce qui il CJ, batte 4-1 il NES calcio a 8 e conquista la sua seconda vittoria su 3 partite. No,